Direttore, in questo particolare momento immagino ci sia un aumento delle richieste di prestazioni accessorie. Nel caso di riscatto, cioè nel caso in cui io chiamo Solidarietà Veneto e dico: carissimi, purtroppo non riesco in questo momento a versare quanto ho stabilito. C'è il modo e come si fa? Perché voglio dire, adesso siamo tutti alle prese con proposte di cambio gestore energetico e fare delle volte alla disdetta o chiedere dei soldi sono pratiche lunghe e complesse. Con voi come funziona? Beh, allora, intanto mi ricollego al punto che avevi sfiorato precedentemente, quello dell'inflazione. Ahimè, ci si sta accorgendo che i prezzi dei beni aumentano e questo forse è, come dire, l'altra faccia della medaglia rispetto a quanto accaduto negli ultimi 2 anni. Non so quanto lo ricollegherei alla speculazione sui beni petroliferi, sì, certo, vale anche quello, ma per 2 anni di fatto il sistema economico è stato inondato di liquidità per sostenere l'economia nel periodo di Covid, e questa roba ha un costo e il costo comincia a manifestarsi adesso, per cui se per 2 anni abbiamo molta parte della cittadinanza occidentale, non solo italiana, ha avuto possibilità di generare reddito e dunque di risparmiare con i prezzi fermi di fatto, quindi si è in fondo arricchita e questo arricchimento è stato generato mediamente da un aiuto di Stato, ecco che adesso sta succedendo esattamente l'opposto, per cui lamentarsi adesso che i prezzi salgono bisogna lamentarsi prima per il fatto che ci mettiamo risorse e qualcuno le avrebbe dovute pagare. Siamo usciti con alcuni articoli di questo tipo all'epoca e il conto sta arrivando, ahimè. Ma la cosa va vista nel suo assieme. Abbiamo avuto la protezione prima e probabilmente nel complesso, se non fosse stato fatto nulla, forse sarebbe stato peggio. Detto questo, il risparmiatore oggi si trova ad avere, come dicevi tu, stipendi stabili e i prezzi in aumento e in effetti quello che vediamo è un aumento di richiesta di anticipazione che tutto sommato crediamo, rispetto magari a quello che si poteva dire 10 o 20 anni fa, possa trovare maggiore accettazione nella opinione pubblica, no? Una volta si diceva l'anticipazione drena risorse che non ci saranno più nel momento in cui ci sarà da costruire la futura pensione, però sappiamo anche oggi che il mondo del lavoro è diverso dal passato, quindi la flessibilità che è richiesta non soltanto in uscita dal mondo del lavoro, ma è reclamata, la si vuole anche nel mentre, nel durante, quindi potrebbe essere che una necessità di questo tipo si manifesta, si utilizza il fondo con l'anticipazione, si risolve un problema contingente e il fondo da questo punto di vista non ostacola per nulla, anzi ben venga questa disponibilità, siamo a disposizione, e dopodiché se magari nel tempo si ricrea la capacità reddituale da parte di quella persona, ecco che con i versamenti volontari si può ricostituire la posizione e anche reintegrare l'anticipo una volta che le risorse ci sono. Infatti questo tipo di strumento, il reintegro di anticipazioni e il versamento volontario sta prendendo piede sempre più. Ecco, se vogliamo, rispetto a 10 anni fa io vedo dei lavoratori molto più mobili. 10 anni fa l'idea era non toccate i soldi, tutto fermo lì, blindato, non si fa nulla. Adesso invece c'è molta più agilità, possiamo dire così, che si traduce in milioni di euro di anticipi in più rispetto al passato, non in noccioline. Quindi uno chiede di più, però dopo aumentano anche i versamenti volontari. Ecco, quindi la flessibilità, l'agilità del fondo che si adatta e risolve delle situazioni anche in queste fasi complicate. Quindi lo dico sottovoce perché se mi sentono in giro potrebbe essere letta male, ma se avete bisogno di un'anticipazione, cari iscritti al fondo, cari associati, chiamateci che siamo a disposizione e vi spieghiamo tutto, anche con la tecnologia che il fondo mette a disposizione. Ecco. Dicevi, scusa, mi stava scappando la domanda, perdonami, i tempi forse. Esatto, sì. Scusami, ma preso dai ragionamenti mi stava scappando la assolutamente domanda. Ogni richiesta di anticipazione che giunge al fondo entro il 20 di un mese, poniamo il 20 di maggio scorso, viene liquidata dal fondo l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, quindi entro il 20 maggio paghiamo il 30 giugno, la persona avrà la liquidità sul conto corrente il primo o il secondo giorno lavorativo successivo.
C'è un termine massimo di liquidità pari in percentuale a quello che ho versato, direttore, oppure posso richiedere qualsiasi cifra? Beh, diciamo, io scherzando dico sempre, si può chiedere quello che si vuole, il punto è la risposta. Sì, certo. No, la legge ci impone, diciamo, di chiedere anticipazioni per spese sanitarie per prima casa nel limite del 75% della posizione individuale. Chiaramente si tratta di richieste replicabili, quindi se per esempio tu per i serramenti della tua casa hai chiesto il 30% della posizione, salvo che fosse una posizione di 100.000 euro, hai richiesto 30.000 euro per i serramenti della casa, c'hai ancora 45.000 euro fino ad arrivare a 75 per il cappotto, faccio per dire, no? Ok. Stessa cosa per le spese sanitarie, tra l'altro sulle spese sanitarie ricordo sempre che c'è la prestazione agevolata. L'ultimo strumento sono richieste di anticipazione per ulteriori esigenze, quindi per ulteriori motivazioni che non devo neanche motivare, quindi la classica richiesta del 30, fino al 30% della posizione per ulteriori esigenze è veramente rapidissima, perché basta entrare nel sito, loggarsi sostanzialmente con le password, le credenziali, agganciare documenti di riconoscimento, documenti fiscali, carta e così via, l'IBAN, perché bisogna sapere dove bisogna andare a pagare poi la persona, e la richiesta è fatta, è una cosa da 5 minuti, dunque che qualsiasi lavoratore può fare per suo conto, dunque anche non necessita di particolare assistenza, tanto è vero che direi ormai l'80-90% delle richieste di anticipo per ulteriori esigenze transitano soltanto via web, non si vedono più dal punto di vista del personale del fondo. Avvertenza, messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da Covip. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.